pensate, è attesa a Catania 1 milione di pellegrini, ecco, e non si possono accogliere con uno stile che non è animato da regole dell'uccise. E allora io faccio e ribadisco queste raccomandazioni. La prima in ordine alla Chiesa, la seconda in ordine all'offerta della cena, la terza in ordine a quello che è stato già detto sull'ambito penitenziario. Anzitutto la Chiesa, il cuore delle celebrazioni, perché le manifestazioni per le nostre strade, nelle quali il veicolo con il busto reliquiario cammina e attraversa la nostra città, ecco, il cuore rimane la celebrazione eucaristica, la messa. È lì che il Signore si dona a noi, pane e vino, il Signore che ha nutito Sant'Agata è il Signore che ci fa vivere nella comunione dei santi. Per cui la cura di ciò che avviene in Chiesa è grande, non solo la cura di quello che avviene sull'altare, ma anche la modalità con cui stiamo in Chiesa. Qualcuno mi ha chiesto dei posti particolari, gli ospiti dell'Arcivescovo. Da quest'anno non ci sono più gli ospiti dell'Arcivescovo, perché gli ospiti dell'Arcivescovo sono, anzitutto non è casa mia, è casa di Dio, sono tutti. E ricordiamoci quello che ci dice Gesù nel Vangelo, che il primo posto era del fariseo che pregava ad alta voce e voleva farsi vedere. Il posto più gradito al Signore era quello del pubblicano, che stava dietro e non ardeva alzare gli occhi al cielo. E io dico, vogliamo stare in chiesa da farisei, poco accetta il Signore, o da pubblicani che alzano con umiltà il loro sguardo al Signore? Per questo la ricerca dei limiti. Ci sono quelli dati alle autorità, che è un segno di rispetto per la città, non certo per la persona semplicemente, ma per ciò che la persona rappresenta come istituzione. Però per il resto comportiamoci in chiesa da cristiani. Scelgo il posto del pubblicano, non del fariseo. Secondo, la cena. L'offerta della cena è un segno bello e antico. La cena è semplicemente un simbolo. Non potendo stare sempre noi davanti a Dio, la cena, possiamo dire il cielo acceso, sostituisce la nostra presenza. Mentre si consuma e si fa luce, ecco, quel cielo dice la nostra volontà di donarci, di fare luce. La devozione non si vede dalla grandezza del cielo, si vede da sé. Io faccio anche questo appello, cioè non è che noi dimostriamo di avere una grande fede perché portiamo un cielo più grande, è il simbolo che serve. Quei soldi magari, ecco, possiamo dividere anche per una finalità caritativa, un povero che conosciamo, qualcosa che serve alla nostra famiglia. Non vorrei che persone che sono già in difficoltà economiche, che non possono pagare il tutto di casa, che non possono pagare la bolletta, dicono offro il cielo a Sant'Agata, offro il cielo a Sant'Agata. Però renditi conto che la prima cosa che devi fare è garantire il bene alla tua famiglia. A Dio è accetto prima il dovere e poi i segni esterni, che pure sono veri. Entriamo nella logica di una fede più concreta, non ciò che appare agli occhi dell'uomo, ma ciò che appare davanti a Dio, che non vede l'esteriorità, vede il cuore. Ha detto bene Padre Barbaro che il sacco è un segno di sobrietà. Non ci sono segni esterni per dire c'è il sacco del procuratore, c'è il sacco dell'avvocato e c'è il sacco del fruttivendolo, tutti uguali. Perché davanti a Dio e davanti a Sant'Agata siamo tutti uguali. Allora non sono graditi segni sul sacco, né segni sulla sconzitta che con il suo colore quasi lavido e di cenere ci fa pensare alla dimensione penitenziaria.
il capo lo sparso di genere. E non è bello stampare delle immagini che dovrebbero rimanere nel segreto, nella riservatezza della propria famiglia. Una persona che è morta, una bambina, queste ostentazioni non sono belle. Non è che la persona la sentiamo più vicina perché la stampiamo sulla maglietta. La persona la sentiamo più vicina perché preghiamo per lei, nella riservatezza. Certe forme di ostentazione lasciamole ad altri. Noi siamo cristiani, non siamo pagani. Noi siamo cristiani e credono che c'è la risurrezione, c'è la vita eterna, e non è il fatto che gli altri vedono la maglietta che si vede, ecco, l'attaccamento ai propri figli, perché un papà, una mamma che perde un figlio, nel suo dolore sa essere discreto, non deve ostentare. Io capisco che certe usanze sono tarde a morire, ma devo dire che, ecco, non sono proprio segno di un dolore che sa raccogliersi accanto a sé. Le dico con rispetto per chi le fa queste cose, ma le dico anche come un invito a crescere nell'integrità. Festa di fede, che ha bisogno delle regole per andare in una direzione. La legalità, le regole, come in una partita di calcio, servono a vincere. Se non ci sono le regole, perdono tutti quanti, in qualunque sport.